Le mascherine sono esaurite pressoché ovunque da giorni e non è solo a causa della psicosi coronavirus. A preoccupare in maniera molto più concreta larga parte del Veneto sono le polveri sottili che da più di un mese mettono in allarme intere città, soffocate sotto una cappa di PM10 che in concomitanza con il picco influenzale stanno mettendo a dura prova le vie respiratorie di grandi e piccini. E preoccupano soprattutto gli effetti sulle fasce più deboli della popolazione, i bimbi molto piccoli, gli anziani, per i quali vale il consiglio di rimanere in posti chiusi, possibilmente con purificatori dell'aria. Mentre scatta nuovamente l'allerta rossa per 3 giornate a Padova, Vicenza e Treviso e conseguentemente il blocco dei veicoli fino al diesel Euro 4. Venezia e Verona si fermano all'arancione, bello intenso, e si salva solo la montagna del Bellunese. Ci si domanda però come venga fatto rispettare questo divieto, visto che in circolazione ci sono parecchi furgoni che si arrischiano per motivi di lavoro a circolare anche laddove non sarebbe possibile. In queste condizioni di smog persistente, più che i consigli vale il buon senso. Fare jogging all'aperto o correre in bicicletta in mezzo al traffico è veramente sconsigliato. Meglio una sana pedalata casalinga su ciclette e un suffumigio caldo al bicarbonato per liberare un po' le vie respiratorie messe a dura prova da questo inquinamento persistente. Aumentano infatti anche gli accessi all'ospedale per chi soffre di asma o altri problemi respiratori. Chi può quindi lasci l'auto in garage e utilizzi i mezzi pubblici. Inoltre un altro aiuto collettivo, approfittando delle temperature tutto sommato miti, è abbassare la temperatura nelle abitazioni a 17-19 gradi massimo e diminuire le ore di accensione degli impianti di riscaldamento. Vietato accendere fuochi, vivamente sconsigliati quindi anche stufe a pellet, caminetti e barbecue. Il resto è nelle strategie di lungo periodo nelle mani degli amministratori pubblici e dopo anni in cui le città procedevano in ordine sparso, anche ora che c'è un protocollo regionale non mancano i paradossi. Nel giugno del 2017, infatti, tra le regioni del bacino padano e il governo fu firmato un importante accordo sulla qualità dell'aria, disatteso in gran parte, fa sapere l'assessore veneto all'ambiente Giampaolo Bottaccin, che in questi giorni ha incontrato i colleghi delle altre regioni che vivono l'emergenza smog. In base a quell'accordo, ad esempio, per ogni euro investito in misure contro l'inquinamento, il governo avrebbe dovuto assegnare altrettante risorse alle regioni da investire in materia. Purtroppo fino a questo momento, commenta amaramente l'assessore, non abbiamo visto nulla. Ma c'è di più. Se infatti il Veneto ha investito lo scorso anno 2,5 milioni solo per la rottamazione delle vecchie auto, senza ottenere per questo finanziamenti statali, ora c'è il rischio che in base allo stesso protocollo i continui sforamenti espongano la regione al rischio di una procedura di infrazione. Non siamo disponibili a pagare senza avere avuto i mezzi per rispondere a questa emergenza, ribadisce Bottaccin, ma si sa che la burocrazia è inesorabile e il rischio è concreto e grave come gli ultimi dati diffusi dall'Agenzia Europea per l'Ambiente e dall'ISPRA. In Italia muoiono ogni anno 34.000 persone a causa dello smog, quasi 100 al giorno. Senza, in pianura padana, si vivrebbe in media 1 anno e 2 mesi in più. Rispetto a questa prospettiva sembra meno allarmante anche l'allerta meteo diffuso in queste ore per il pericolo di venti anche forti dei quadranti settentrionali sul Veneto per le giornate del 4 e 5 febbraio. Raffiche di fön che soffieranno soprattutto in montagna ma investiranno anche la pianura e, almeno queste sì, dovrebbero spazzare via tutta la polvere cattiva che si annida sui nostri polmoni.